È possibile riprendersi dai danni di un evento meteorologico? Dall'alluvione del 2014 alcuni esercenti ci hanno provato, ma tra mille difficoltà, e i fondi stanziati non sono stati sufficienti per coprire l'intero danno economico. Levi a gennaio 2019 l'apertura del bando per i lavori in via Gazzo. L'intervento si aggira sui 2 milioni di euro. Nei giorni scorsi la conferenza di servizi, a breve sarà presentato il progetto definitivo. 3 mesi dopo il crollo del ponte Morandi, Genova prova a sanare la ferita. Sabato e domenica chiusura di via Siffredi per collocare l'ultimo troncone dell'impalcato che collegherà la strada Guido Rossa all'autostrada. Il maltempo ha danneggiato la 225 della Fontana Buona, serve un intervento urgente. Il sindaco di Cicagna scrive al prefetto per sollecitare ANAS. Sino ad oggi non sono arrivate risposte dal gestore. Le chiacchiere uccidono, i cristiani testimonino Dio con verità e amore, è l'esortazione del Papa durante la catechesi sull'8° comandamento, non dire falsa testimonianza. Vivere la Chiesa, rinnovare la liturgia, inizia in diocesi il percorso di formazione per i ministeri laicali, appuntamento domani sera a Chiavari con il primo incontro aperto a tutti. Vela, debutto sprint per la 43esima edizione del campionato invernale del Tigullio, il mare di Lavagna solcato da molte imbarcazioni, qualche risultato a sorpresa. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. A 4 anni dall'alluvione del 2014 le attività danneggiate si sono riprese e i fondi promessi sono arrivati. Domande attuali se pensiamo a chi cerca di risollevarsi dai danni provocati dalla mareggiata delle scorse settimane o dal crollo del ponte Morandi di Genova. Ne abbiamo parlato con una esercente di Corso Millo a Chiavari che si è rimboccata le maniche ed è ripartita, ma tra mille difficoltà. Sentiamo. In 4 anni è riuscita a recuperare il deficit di quel dramma? Assolutamente no, è ancora adesso una rincorsa al pagamento dei debiti e al pagamento delle cose che sono andate perse, sono andate perdute. Oggi come allora si promettono fondi, i fondi arrivano. Sì, i fondi che vengono promessi in qualche modo nei mesi arrivano. Il problema è che non si riesce a capire come vengono quantificati questi fondi, perché i parametri che vengono utilizzati per capire quanti fondi vengono destinati a ciascuna attività non sono reali, non sono quelli giusti. Ho delineato alcuni problemi appunto che emergono. Il primo in assoluto è il fermo attività. Nel mio caso è stato pari al danno dell'alluvione, quindi se io ho avuto 10 di danno all'alluvione ho avuto 10 di perdita di incasso, perché non ho assolutamente avuto nessun tipo di risarcimento del fatto che ho dovuto rimanere chiusa. Certi moduli poi vanno compilati subito dopo il fatto, in quel caso a mente subito calda forse non aiuta nemmeno questo? No, assolutamente no, perché uno in quel frangente non riesce neanche a rendersi conto bene del danno effettivo che è stato fatto da una calamità naturale di quel genere lì, non riesci a renderti conto di quanto poi effettivamente ti occorrerà per ripartire, perché se io perdo un arredamento vecchio di 5-10 anni, non sono quei soldi lì che mi servono per ricomprare almeno un arredamento pari, e parlo solo dell'arredamento, senza contare dei macchinari. I documenti da compilare per la richiesta di risarcimento sono terminati allora, oppure in questi anni c'è stato ancora modo di portarsi avanti con queste cose? Allora, c'è stata ultimamente una riapertura di un ulteriore fondo, sempre legato al discorso alluvione del 2014, con una burocrazia pazzesca. Cioè, io l'ho compilata, l'ho fatta, ci ho messo 2 mesi per riuscire a tirare su tutti i documenti che mi chiedevano, speriamo di averla fatta nel modo corretto e aspettiamo vedere se posso avere ancora questo ulteriore piccolo aiuto, però è difficile. E ora andiamo a Levi per vedere se il comune si è ripreso dall'alluvione del 2014 e soprattutto per capire se ci sono novità su via Gazzo. Sentiamo. Dopo 4 anni dall'alluvione si è mosso qualcosa per quanto riguarda via Gazzo? Allora, diciamo che noi, seguendo quello che era il cronoprogramma, avevamo predisposto come ufficio tecnico, avvalendosi della collaborazione di ingegneri, un documento programmatico, un progetto che prevedeva la messa in sicurezza così come indicato da Regione Liguria del versante, in modo particolare delle abitazioni delle località di Bugigo e di Selaschi, e la conseguente riapertura di via Gazzo. Questo documento l'abbiamo presentato nei tempi previsti, quindi verso febbraio-marzo era pronto. La Regione
Liguria presentava nel frattempo una opportunità di realizzare anche a valle dell'apertura della strada l'asporto di tutto il materiale che era scivolato, questo ovviamente avrebbe comportato dei costi aggiuntivi che al momento non sono stati reperiti. Quindi ad oggi com'è la situazione? A oggi è stata realizzata una conferenza di servizi in Comune Aleivi l'8 di novembre, quindi recentissimamente, alla quale hanno partecipato tutti i soggetti diciamo interessati alla riapertura di quella strada e la messa in sicurezza di quel versante, dopodiché adesso viene presentato il progetto definitivo, poi ci sarà il bando. L'ufficio tecnico conta di avere il bando pronto per inizio gennaio, sarà un paio di mesi di apertura bando perché è una gara importante di 2 milioni di euro che comporterà quindi la possibilità di gareggiare ad aziende, a realtà, a ditte a livello internazionale e dopodiché partiranno i lavori. Dopo 4 anni, oltre via Gazzo, Levi si è recuperata secondo lei? C'erano stati tanti problemi, molte frane? No, secondo me la situazione a Leivi, come su tutto il territorio del nostro comprensorio territoriale di tutta la Liguria, è peggiorata, anzi peggiorerà sempre. Se tutti quanti operassero con una certa attenzione sulla propria proprietà, sul proprio aspetto di competenza vicino alla casa, sul proprio terreno, io credo che determinati aspetti verrebbero sicuramente migliorati. È indubbio che occorrono poi delle leggi, occorrono poi delle strategie di ripresa del territorio attraverso formule impegnative. Intanto questa mattina il sindaco di Levi ha effettuato un sopralluogo sulla strada panoramica dove sono in corso lavori di ripristino di un versante dove nei mesi scorsi si è verificato un principio di frana. Serve invece ancora mezza giornata per ultimare i lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno della strada nelle gallerie di Moneglia. Il versante, lo ricordiamo, ha ceduto in località Valle Grande durante la mareggiata di fine ottobre. Il materiale a protezione del tratto è stato preso in una cava ed è stato necessario più tempo del previsto, ha spiegato il sindaco Claudio Magro. Dunque le gallerie tra Moneglia e Sestri Levante resteranno chiuse ancora domani mattina dalle 8 alle 12. Proprio oggi ricorrono 3 mesi dal crollo del Ponte Morandi a Genova. Si continua a lavorare nella zona della tragedia e questa mattina è stata annunciata una nuova chiusura prevista per il fine settimana in via Siffredi. Sentiamo Cristina Oneto. 19 ore di chiusura di via Siffredi dalle 20 di sabato alle 15 di domenica per il varo del nuovo impalcato della rampa di collegamento tra autostrada e via Guido Rossa a Genova. Il provvedimento potrà generare qualche temporaneo disagio in vista però di un beneficio maggiore. Sarà l'ultimo sforzo vero che richiederemo ai cittadini, che tra l'altro potranno testare con mano già dal giorno dopo il fatto di poter avere il cavalcavia sopra via Siffredi. Si tratterà di una chiusura impattante, meno di quella che abbiamo fatto circa a metà ottobre quando abbiamo montato l'altra parte dell'impalcato metallico, ma questa volta qua darà un risultato immediato dal punto di vista del colpo d'occhio. L'obiettivo, meteo permettendo, è di poter aprire la rampa di collegamento con l'autostrada entro la fine del mese di novembre, in modo da snellire il traffico cittadino. La chiusura di via Siffredi dalla zona di Piazza Savio all'imbocca di via Albareto consentirà di posizionare l'ultima parte dell'impalcato metallico tra la strada Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto. Nel periodo di interdizione al transito sono previste vie di scorrimento alternative. I percorsi alternativi da Levante a Ponente prevedono che arrivati o da via Cornigliano o da via Guido Rossa attraverso i sottopassi di Piazza Savio si imbocchi la rampa che porta al casello autostradale, poi chi va in autostrada normalmente, come oggi fa, prende l'autostrada verso Ponente, o in alternativa passa sopra via Valdebona, cioè quel sovrappasso sopra il casello autostradale, ritorna giù per il viadotto a scendere e va verso Ponente, sbucando sostanzialmente su quella che era la rotatoria fra Siffredi Albareto e via Manara. Per la direttrice invece Ponente-Levante, provenendo da via Albareto, si imbocca la rampa che porta verso l'aeroporto, quindi sulla rotonda davanti allo Sheraton, per chi conosce la zona. Da lì si va a imboccare via della Superba, la nuova strada che è stata realizzata dopo il crollo del Ponte Morandi, fino alla rotatoria di San Giovanni d'Acri. Da lì si rimbocca via Guido Rossa e si fa il percorso verso Levante.
Proseguono le iniziative solidali per aiutare le famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi e proprio in questi giorni a Genova sono arrivati 3 tir dei supermercati Ins Italia contenenti circa 110 bancali di oggettistica di vario tipo, pentole, stoviglie, vestiti, giocattoli, cartoleria, piccoli elettrodomestici, mobili e così via, donati alle Misericordie d'Italia. Tutto il materiale è stato ricevuto al centro di raccolta del comune di Genova in via Pietro Borzieri a Certosa e da qui sarà presto distribuito alle famiglie sfollate e ai dipendenti delle aziende che si trovano nella zona rossa, che sono stati licenziati o che si trovano in grave difficoltà a causa del crollo. Siamo alla cronaca. È scivolato durante una battuta di caccia un uomo di circa 50 anni questa mattina, poco prima delle 10, alle pendici del Monte Caucaso in Val Fontana Buona. Il cacciatore è finito in una scarpata dove era impossibile arrivare via terra. Per questo i vigili del fuoco di Chiavari, intervenuti in zona con una squadra, hanno allertato l'elicottero che da Moconesi ha trasportato il ferito all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo ha riportato diversi traumi. Per raggiungere il ferito è stato necessario disboscare una porzione del bosco. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna e l'automedica del 118 a supporto. E oggi a Gallinaria di Moconesi la Croce Rossa di Cicagna è intervenuta per un anziano punto al volto da un calabrone. L'uomo è stato soccorso dai militi e in seguito portato con l'automedica in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, la reazione allergica secondo il 118 non ha avuto conseguenze. Restiamo in Fontana Buona. Il sindaco di Cicagna ha scritto al prefetto per chiedere un intervento urgente sulla provinciale 225. Un atto necessario, ha spiegato il primo cittadino, perché ANAS non risponde alle richieste di messa in sicurezza della strada. Lo ascoltiamo. A seguito della recente ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio, qual è la situazione della strada 225 della Fontana Buona? Direi pessima, lamentiamo una situazione diventata insostenibile. Posso comprendere che ANAS si è vista segnare l'arteria 225 in un periodo festivo, quindi parliamo del mese di agosto, però a 3 mesi di distanza non abbiamo visto grandi progressi. Non solo non rispondono alle richieste di intervento urgente come fatte in questi giorni, ma non hanno neanche la compiacenza di comunicarci chi è responsabile di zona, quindi a 3 mesi di distanza vorremmo anche sapere chi è il referente di zona e oggi non lo sappiamo. Poi quantomeno è anche assurdo non ricevere cenno di risposta alle segnalazioni che abbiamo fatto con PEC. I comuni segnalano con PEC le situazioni di intervento, le richieste di intervento e ANAS non si degna neanche di risponderci. Quindi è diventata una situazione insostenibile, sono diffuse le buche anche pericolose lungo tutta l'arteria, soprattutto anche sul mio comune, quindi ieri ho scritto al prefetto affinché intervenga perché è diventata veramente insostenibile. Se riceviamo segnalazioni di guasti autovetture da un minuto all'altro non possiamo più tollerare questa situazione perché dobbiamo prevenire danni a persone, quindi a questo punto bisogna che il prefetto intervenga. Quali sono i punti più critici dal vostro punto di vista? Ma per quanto riguarda Cicagna abbiamo situazioni di pericolo sia a Pienezza che a Cicagna, ma più che altro sono buche diffuse, ma abbiamo situazioni segnalate anche in altri comuni, quindi bisogna che ANAS quantomeno tolga il pericolo. Non chiediamo sia ripavimentata tutta l'arteria, anche se ne avrebbe necessità, però quantomeno di togliere pericolo. Quindi in questa situazione ci viene anche da chiedere se si stava meglio quando si stava peggio, perché quantomeno quando c'era la provincia di Genova, poi città metropolitana, perlomeno le segnalazioni dei comuni intervenivano in tempo reale. Con ANAS purtroppo questo non avviene. A Lavagna sono iniziati i lavori di asfaltatura sia nel centro della città sia a cavi. Si tratta di opere rese possibili grazie ad un contributo assegnato a favore degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento. Il costo del progetto ammonta a 100.000 euro. Gli interventi sono stati affidati alla ditta Carbone di Recco. Per l'esecuzione dei lavori si renderà necessaria l'istituzione di sensi unici alternati regolati da semafori nei tratti interessati di volta in volta dagli interventi. Sul nostro sito potete trovare tutte le vie interessate, www.teleradiopace.com.
Poco meno di 1 milione di euro è la cifra che arriverà a Zoagli per la messa in sicurezza e l'ampliamento della scuola Teramo Piaggio. La notizia è stata comunicata al sindaco Franco Rocca dall'assessore regionale all'urbanistica Scaiola. Lo stanziamento, che ammonta per la precisione a 960.000 euro, arriva dal governo e servirà per effettuare l'adeguamento sismico e statico dell'edificio, oltre che per realizzare una nuova aula. In questo modo la struttura potrà ospitare anche la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Di fatto gli studenti di Zoagli potranno frequentare i 5 anni di elementari e i 3 anni di medie tutti nello stesso edificio. Il sindaco organizzerà a breve un incontro con la dirigente scolastica e i genitori degli studenti per definire le modalità e i tempi richiesti dai piani di programmazione e di gestione scolastica. E oggi è stato inaugurato un nuovo defibrillatore nella scuola secondaria di primo grado Ilaria Alpi all'Istituto Comprensivo Chiavari 2. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari tra i più giovani e sulla realizzazione di una rete salvavita anche all'interno delle strutture scolastiche cittadine. L'iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione Ci sta a cuore il tuo cuore. Avete visto le foto. Siamo all'informazione religiosa, veniamo all'udienza generale del Papa di questa mattina, che si è soffermato sull'8° comandamento, non dire falsa testimonianza. Viviamo, ha rilevato il pontefice, in bilico tra verità e menzogna. Il servizio. Vivere da figli di Dio, lasciando emergere in ogni atto la grande verità che Dio è Padre e ci si può fidare di Lui. Questa è l'esortazione del Papa all'udienza generale in piazza San Pietro, commentando il Vangelo di Matteo e riflettendo sull'8° comandamento: non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Vivere di comunicazione non autentiche è grave, perché impedisce le relazioni e quindi impedisce l'amore. E quando parliamo di comunicazione fra le persone intendiamo non solo le parole, ma anche i gesti, gli atteggiamenti, perfino i silenzi e le assenze. Una persona parla con tutto quel che è e che fa. Tutti noi viviamo comunicando e siamo continuamente in bilico tra la verità e la menzogna. Non basta essere sinceri e dire la verità, spiega il Papa, perché si può essere sinceramente in errore oppure precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell'insieme, o ancora si può assolutizzare il proprio punto di vista o rivelare dei fatti personali o riservati. Le chiacchiere uccidono e questo lo disse l'Apostolo Giacomo nella sua lettera. Il chiacchierone o la chiacchierona è un terrorista, perché con la sua lingua butta la bomba e se ne va. Scorrendo i Vangeli, Francesco ricorda che Gesù dice a Pilato di essere venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità con la sua passione e la sua morte. La verità è dunque la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre, è il suo amore sconfinato. La grande verità è dunque la nostra fiducia in Dio. Ed è la nostra fiducia con Dio, che è Padre e mi ama, ci ama, nasce la mia verità e l'essere veritiero e non bugiardo. Grazie. Veniamo in diocesi, vivere la Chiesa, rinnovare la liturgia. Inizia domani un articolato percorso di formazione rivolto a tutti e dedicato in particolare ai laici che già svolgono o che desiderano svolgere un servizio come cantori, lettori, addetti al culto o ministri della comunione. L'appuntamento è per domani sera alle 20:45 nel Salone di Casa Marchesani. Sentiamo. In attuazione a quanto emerso a conclusione della prima parte del cammino sinodale della Chiesa di Chiavari, inizia in diocesi un articolato percorso di formazione dedicato alla liturgia e rivolto a tutti, specie ai laici che desiderano offrire il proprio servizio nel canto, nella lettura della parola di Dio, nel portare la comunione alle persone ammalate o anziane. Fra le linee pastorali emerse dal lavoro dei tavoli e contenute nella sintesi proposta da Monsignor Tanasini, un'attenzione particolare dedicata proprio alla liturgia. Il Vescovo ha chiesto di vivere la liturgia come, diceva il Vescovo, un ponte tra il cielo e la terra. E il modo migliore per far questo è vivere le cose normali, ripartendo da una certa formazione liturgica. Cosa vuol dire oggi che la liturgia
è, per usare un'espressione felice del Concilio, fonte e culmine della vita della Chiesa. Si parte dunque da un momento di ascolto aperto a tutti, giovedì 15 novembre alle 20:45 nel Salone di Casa Marchesani con Don Paolo Tomatis, sacerdote della Diocesi di Torino, sul tema I ministeri laicali nella Chiesa, fastidio, sfida o possibilità? La domanda, come capiamo, è aperta perché in tante diocesi i ministeri laicali, in particolare il Ministero straordinario della Comunione, hanno una rilevanza molto importante, soprattutto nelle comunità dove mancano i preti, i presbiteri. Da noi, grazie a Dio, questa mancanza di clero non è ancora così evidente, quindi urge un po' una riflessione. Qual è il contributo fattivo, il ruolo di questi ministeri e come questi ministeri possono aiutare l'Assemblea a partecipare in maniera attiva e consapevole. Sarà anche l'occasione per avviare il lavoro della nuova Commissione liturgica diocesana e per conoscere le proposte di formazione specifiche, il corso per i ministri della Comunione già istituiti, quello per i nuovi ministri, il corso per i lettori e quello per gli addetti al culto e sacristi. In tutti i casi, oltre ai momenti comunitari diocesani che si svolgeranno a Chiavari, saranno proposti incontri nei vicariati. Inoltre, sono previsti incontri vicariali anche per i cantori, oltre all'attività del coro diocesano e di quello della cattedrale. Senza dimenticare l'Istituto Diocesano di Musica, che vedrà il 24 novembre un momento importante in cattedrale con la riunione di tutti gli istituti liguri di musica sacra dalle 16:15 con un concerto e la messa del Vescovo alle 18, e anche un po' tutte quelle altre realtà, tra cui anche la scuola di teologia che propone il corso di liturgia istituzionale. Rapallo piange la scomparsa di Scipione D'Este, noto commercialista e presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Letizia Tallini che gestisce l'Istituto Scolastico Gianelli. Affetto da un male inguaribile, si è spento all'età di 54 anni. Era una persona molto stimata sia nella sua attività professionale sia per l'impegno profuso per salvare la scuola Gianelli dalla chiusura. E grazie alla sua attenta e lungimirante gestione, ora l'istituto fa parte dell'eccellenza scolastica di Rapallo e della Liguria. Lascia la moglie e 3 figli. I funerali saranno celebrati domani mattina in Basilica alle 10:30. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 15 novembre, giornata dedicata allo yoga al Centro Famiglia Tigullio in via della Cittadella a Chiavari. Dalle 10:30 alle 11:30 yoga per mamma e bambino tra i 3 e i 9 mesi, dalle 17 alle 18 yoga per bambini tra i 3 e i 6 anni. L'accesso è gratuito previa iscrizione. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Quairolo, Paolo De Lucia parlerà di Biffi contro Maestro Ciliegia. Proseguono i laboratori di pittura per bambini dai 5 ai 12 anni promossi dall'artista Maria Rocca e dal titolo Paesaggi di mare. Domani dalle 16:45 alle 18:15 nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso sarà affrontato il tema delle conchiglie. Alle 18 nel Salone d'Onore del CONI in Viale Padre Santo a Genova si terrà la giornata di cultura del Panathlon Club Genova. Nell'occasione sarà presentato il libro Caimani come me, firmato da Claudio Mangini e curato insieme a Eraldo Pizzo. Infine, alle 20:45 in Casa Marchesani, in Corso Millo a Chiavari, Don Paolo Tomatis, della Diocesi di Torino, affronterà una riflessione sul tema I ministeri laicali nella Chiesa, fastidio, sfida o possibilità? C'è una giovane chiavarese tra i diplomati della 40ª edizione del corso superiore di cucina italiana promosso da Alma, che ha assegnato il diploma di cuoco professionista a 69 persone provenienti da tutta Italia. Si chiama Giulia Trabucco, ha 24 anni ed è stata giudicata da una commissione mista composta da chef stellati ed esperti del settore. Il percorso didattico che ha seguito è durato 10 mesi e ha previsto, oltre alle lezioni, anche uno stage e un esame finale. Siamo così allo sport, il calcio. Si è giocata oggi la 10ª partita del campionato. Nel girone A il Sestri Levante ha vinto in casa 3-1 contro il Borgaro Nobis 1965. La Lavagnese invece ha pareggiato 1-1 in casa del Borgosesia. In classifica il Sestri Levante sale a 11 punti, la Lavagnese a 14. E intanto stanno per concludersi i lavori di efficientamento energetico al campo sportivo Sivori di Sestri Levante.
L'intervento ha riguardato l'installazione di un impianto a LED che illuminerà meglio il campo 11, riducendo però la potenza impegnata da 50 a 20 kW, per un investimento complessivo da parte del Comune di 35.000 euro. In seguito si lavorerà anche al campo A7 per i bambini con la tecnologia a LED e la spesa in questo caso sarà di 18.000 euro. E ora parliamo della 43esima edizione del campionato invernale di vela del Tigullio. Nelle prime 3 regate, disputate tra sabato e domenica, si sono già fermati alcuni equipaggi storici, ma non sono mancati risultati a sorpresa, che naturalmente dovranno essere confermati. Vediamo. Sospinto dal vento di scirocco modulato sui 10-16 nodi il primo giorno, 6-10 nodi il secondo, si è aperto il 43esimo campionato invernale di vela lavagna organizzato dal Comitato Circoli Velici del Tigullio. Nella giornata di sabato si sono disputate 2 gare che hanno permesso ai regatanti più esperti di mostrare la propria abilità velica. Qualche difficoltà in più per gli equipaggi novelli che tuttavia hanno portato a compimento la prova. Non ha arrestato la corsa dei regatanti neanche il piccolo incidente di percorso che ha coinvolto anche il comitato quando una delle imbarcazioni più grandi non è riuscita a portare a termine la virata incagliandosi contro la barca della giuria, fortunatamente senza danno a persone. A fine gara il giusto ristoro con la cena conviviale organizzata dall'associazione Proscogli, prima di affrontare di nuovo le onde nella prova di domenica dove si è determinata la classifica provvisoria. Nella classe ORC 1 e 2 sono addirittura 3 i vincitori in 3 prove, che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, Amélie di Profumo Claverino Besio, Capitani Coraggiosi di Felcini e Santoro. Nella classe ORC 3 e 5 spiccano i successi di Aria di Burrasca nelle prime 2 gare sempre davanti a Bacciottigno e Freelance, mentre la terza prova è stata vinta da Bacciottigno davanti alle altre 2 imbarcazioni. Nella classe libera nel gruppo 0 primo posto per Aria, nel gruppo A domina Mr. Crab, nel gruppo B si impone Falco. Leader della categoria J80 è Geniale Eurosystem. Qualche risultato sorpresa effettivamente c'è, ha commentato il presidente del comitato organizzatore Franco Noceti, ma è ancora presto per avere le idee chiare su chi si esprimerà con la maggior forza e quindi otterrà i migliori risultati. Intanto è ancora possibile iscriversi nelle classi ORC, RC e Libera scrivendo al Comitato Circoli Velici del Tigullio oppure telefonando alla segreteria. L'appuntamento è tra 2 settimane, sabato 24 e domenica 25 novembre con la seconda manche. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Siamo in conclusione di telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera torneremo a parlare della Repubblica Centrafricana, in particolar modo potrete ascoltare la testimonianza di alcune famiglie religiose impegnate da diversi anni, soprattutto nella zona di Buar. L'occasione per queste interviste è stata la festa organizzata quest'estate per i 40 anni di ordinazione episcopale del Vescovo Monsignor Armando Gianni. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 7:30 col buongiorno di Telepace. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.